amici di G di Ferro Team, oggi siamo qua a Miss Venice Beach, prima tappa Caorle, perché è la 10ª edizione. 10 candeline ce l'abbiamo fatta. Esatto. Sembra un traguardo così lontano e invece devo dire che questi anni, queste 10 edizioni sono volate e ne sono davvero molto orgogliosa. E onestamente devo dirti un segreto, Giulia, questa tappa sono molto più agitata delle altre, non so perché, sarà un po' la situazione, sarà il 10° anniversario, sarà quel che vuoi, però è quest'anno un'edizione davvero speciale, sentita da noi dello staff che dopo 10 anni siamo ancora assieme, quindi questo credo che sia proprio una prova di professionalità del nostro gruppo e del nostro team. E poi insomma anche dall'orgoglio di tutte le ragazze che dal 29 giugno, quando abbiamo aperto le iscrizioni, se ne sono iscritte a centinaia, perché siamo quasi oltre 110, quindi insomma sono davvero molto molto contenta. Sì, beh, effettivamente ne abbiamo visto, perché abbiamo comunque anche seguito tutte le iscrizioni delle ragazze che si sono fiondate. Miss Venice, ragazzi, è uno dei concorsi più gettonati quest'anno secondo le nostre statistiche e possiamo dirlo, è anche uno dei concorsi più belli. Io ci ho partecipato per ben 3 anni di fila e lo porto tuttora nel cuore, è stata una delle esperienze più belle perché un concorso con la C maiuscola, poi con una presentatrice del genere, una patron del genere, una creatrice del genere, non si può... Vecchia diventa vecchia, però non perde mai lo stile, mettiamola così. Infatti lei è l'anima di questo concorso e noi tutti la amiamo, infatti in bocca al lupo. Grazie. E nonostante la pioggia noi siamo qui e ce la faremo. Diciamo che è il 17, è il venerdì, Esatto. Ci sono 17 ragazze, non può che andare bene e quindi io vi aspetto su G di Ferro Team, perché dovete seguire tutti assolutissimamente la nostra diretta e tutti i nostri video. Esatto, e mi raccomando, ricordatevi che alle 9 inizia la diretta su Facebook, sulla pagina di G di Ferro Team, veniteci tutti a seguire. Un bacione, vi Un aspettiamo. bacio. Ciao. La prima tappa di Miss Venice Beach, l'abbiamo detto prima, 10 anni di attività. Devo dire che questa volta sono più agitata ed emozionata del solito. È un po' un anno strano, un anno particolare. Io ringrazio tutti voi di essere qui, che avete avuto la voglia e anche la possibilità di uscire, divertirvi e fare vacanza. E questo è proprio il nostro scopo di quest'anno, di promuovere ancora di più il nostro bellissimo territorio, il nostro Veneto, i nostri prodotti, le aziende, l'artigianato. Facciamo sentire la nostra voce, perché abbiamo il non plus ultra di tutto quello che possiamo desiderare. Quindi un grazie a voi che siete qui e soprattutto un grazie alle nostre Miss che insomma sono pronte per... Non vorrei dire agguerrite, perché comunque dietro alle quinte diventano anche amiche, simpatizzano, comunque sono però grintose nel volere staccare i 5 pass per la finale. Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione, prima tappa, Caorle, Piazza Matteotti. Conduce Elisa Bagordo.
sempre io, ma lo voglio l'applauso di nuovo! Una piazza Matteotti piena di gente, posso dirlo? È il nostro orgoglio. Quest'anno poi è la prima tappa, Riccardo, io sono davvero emozionata di festeggiare con voi questi 10 anni assieme. 10 anni dove il Comune ha creduto in noi, dalla prima edizione nel lontano 2011 ad oggi, e siamo ancora qui, quindi grazie. Grazie Carle! Allora ragazze, complimenti anche a voi, il mio corpo di ballo SNS Company. Abbiamo rivisto ballare le nostre Miss in carica di quest'anno e la nostra Queen Giulia Gioia. Procediamo veloci perché voglio presentare subito la giuria. Andate a prepararvi, una giuria d'eccezione con dei partner nuovi quest'anno. Giovanni Spalla che è ritornato perché era in giuria anche lo scorso anno. Giovanni, tutto bene? Come procedono i lavori in Pareus Resorts? Benissimo, bene, mi fa piacere. Va che io voglio essere una delle prime a venire a stare lì 1 o 2 notti, Una settimana? Promesso? Ok, l'hanno sentito tutti. Ringraziamo Mirica Tufanic, EIWA Sport and Spa, un nuovissimo centro benessere psicofisico, sportivo, di tutto e di più, che aprirà a brevissimo nel cuore di Portogruaro. Mirica, davvero siamo orgogliosi del tuo lavoro e siamo pronti a venire insomma tutti a vederlo, e vi invito tutti quanti. Ringraziamo il nostro assessore di fiducia Riccardo Barbaro del Comune di Caorle, grazie. Presidente di Associazione Culturale Olimpia Lorena Di Vari, e non poteva mancare il nostro media partner, il Gazzettino, il giornalista che da 10 anni scrive su di noi, sempre bene, qualche volta un po' meno, o no? Davide De Bortoli! Ci siamo? Le conosciamo tutte e 19 le nostre miss. Voglio prima salutare tutti i nostri partner, abbiamo detto il Comune di Caorle, il media partner del Gazzettino, Campello Motors con Jeep. Grazie anche a Campello, quest'anno una delle 5 fasce sul palco è proprio dedicata a Miss Campello. È importante che le nostre realtà del territorio diano una possibilità alle nostre ragazze, quindi dando in palio quella che è una loro fascia, quindi il loro brand. L'abbiamo detto prima, EIWA Sport and Spa, Diamante Abbigliamento, anche Deborah è sempre con noi da penso 7-8 anni con delle sfilate pazzesche, le migliori, posso dirlo. Voi Sola Bikini, Promo Vetro, la Fornasotta di Gabriele Urban, perché adesso vi svelerò una piccola chicca di quest'anno. Airpoint Serena per le bellissime acconciature, Hotel Suite La Mosella dove faremo una finale a Sottomarina di 4 giorni, un programma televisivo, un misto tra un format talent, una scuola, ma ne parleremo durante la serata. Per il food li abbiamo conosciuti prima, i Buoni del Mare Coraia, Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo con i Tesori Unici, Ortomercato di Chioggia, e i nostri media partner Caffè TV24, Giri Ferro Team, Best Magazine e You Style. Continua la sfida dei fotografi anche per questa 9ª edizione dei fotografi, perché abbiamo iniziato un anno dopo con loro. In gara questa sera Cristian Pizzi e Manuele De Marco, eccoli qui. Dovranno raccontare con i loro scatti la serata, ma di tutti quelli che faranno sceglierne soltanto uno e mandarlo al voto nelle nostre pagine social, e poi di tutte le tappe di selezione che facciamo nella località balneare, nelle locali balneari del Veneto, insomma, quindi da Bibbione fino al Delta del Po. Il fotografo che avrà ricevuto più like e più giudizi positivi diventerà il nuovo fotografo ufficiale del concorso. È qui con noi presente Paolo Stramare, fotografo ufficiale di quest'anno, che ha vinto l'anno scorso, al quale dedichiamo insomma tutta la nostra pubblicità e la cartellonistica. Grazie Paolo! Ragazzi, ci siamo pronti a conoscere la sorpresa di oggi? Eccola, la nostra bellissima Miss Giulia Gioia, ancora per poco Miss Venice Beach 2019. Un caloroso applauso, vai Giulia!
madrina, ti do una mano e reggi un bellissimo scettro e una bellissima corona realizzate a mano in vetro. Guardate, è un'opera d'arte e anche abbastanza pesante, e siccome tutte le opere d'arte hanno un maestro, hanno un papà, ci ha omaggiato di questa presenza, della sua presenza questa sera qui sul palco di Caorle, il maestro vetraio che ha realizzato dopo 10 anni, la prima volta che sale sul palco un maestro vetraio che ha realizzato i nostri scettri, grazie a Promo Vetro e alla Fornasotta, Gabriele Urban. Dai Gabriele! Uno scettro in foglia d'oro e argento con cristallo e murrina rossa. Aspetta che prendo, tieni, ma ne hai un altro, Gabriele? Sì, aspetta che prendo il microfono. E allora, è una sorpresa che vi faccio, Elisa, per voi, per i vostri 10 anni di queste belle cose che fate, e lo dono a te. Grazie, ce l'ho anch'io il mio scettro! Bene, viaggerò tutta la sera con il mio scettro. Gabriele, benissimo. Reggi questo, ce la fai? Certo. Allora, raccontaci velocemente, in 2 parole, com'è l'ispirazione, come hai realizzato questo scettro? E poi anche la corona. L'ispirazione mi è venuta per forza perché mi hai chiamato in 10 giorni, per cui li dovevo fare e non avevo scelta. E niente, questa è una lavorazione in morrina, tutta fatta a mano, di finiture in cristallo oro. Un'opera unica. Questo invece è bianco, anche questo con foglia oro, certo, con una corona qui in testa, la corona di Miss Venice Beach, che dei 10 anni. Bene. Sono emozionata. Grazie. Anch'io. Grazie Gabriele. Prego. Aspetta, e poi volevo ringraziarti ancora di più perché è la prima volta che realizziamo una corona interamente di vetro, e questa andrà solo ed esclusivamente sulla testa della nuova Miss Venice Beach 2020. E per me è stata una sfida farla. È stata una sfida non era facile. Cioè, no. Pensate, lui con i suoi attrezzi, insomma, dentro la fornace e fuori, ha dovuto modellare il vetro e, te lo passo Giulia, e realizzare il cerchio alla giusto diametro, la giusta capienza giusto diametro, della testa. certo. E come l'avrà provato? L'assistente ci ha lasciato perché gliel'hai appoggiato in testa caliente. Sì. No, scherzo. Comunque davvero complimenti. Grazie Gabriele. Grazie a tutti. Giulia, Grazie. ti rilascio gli scettri, tienili. Allora facciamo un cambio, questo poi andrà anche quello alla nuova vincitrice, questo conservamelo che poi lo metto nella mia vetrinetta. Siamo pronti per le nostre miss, ragazzi? Non vi sento applaudire. Giurati, siete pronti? Penna alla mano, votazione dall'1 al 10, abbiamo 3 manche di votazione. La prima è quella di primo impatto, di presentazione, la seconda sarà quella di portamento, quindi la sfilata di moda, e la terza è la posa fotografica. Cosa vincono le nostre miss? Beh, li lascia passare per la finale, l'ambitissima finale. Numero 1, Maria Indriolo, 19 anni, 1,63 m, del segno del Capricorno, arriva da Padova. Ci vediamo più tardi, buon proseguimento, in bocca al lupo, grazie. Numero 2, Margherita De Vecchi, 26 anni, 1,62 m, del segno dei Gemelli, arriva dalla vicina Jesolo. Margherita, vuoi ballare un po'? No, devi andare, benissimo, devono prepararsi per la sfilata le nostre miss. Corrono come il vento, vai mia cara, ci vediamo più tardi. Numero 3, Elena Pamio, 18 anni, 1,65 m, del Toro, arriva da Salzano.
Grazie a te. Ci vediamo più tardi Buona nella serata. sfilata, grazie mille. Numero 4, Asia Marchesin, 16 anni, 1,65 m del Cancro, anche lei da Jesolo. I nostri miss sono belle, brave e simpatiche. Grazie Asia, ci vediamo più tardi. E io poi le stuzzico perché questo è il voto di personalità, insomma dobbiamo un po' conoscerle, no Mira? Numero 5, Nicole Masiero, 16 anni, 1,68 m della Bilancia, arriva da Spinea. Buona continuazione, ci vediamo più tardi. La numero Johannes? 6, vedo che sei attento, bravo! Numero 6, Teresa Guerrera, 17 anni, 1,68 m del Toro, arriva da Jesolo, anche lei, ma siete venute col bus, tutta da Jesolo. Grazie Teresa, ci vediamo più tardi, buona continuazione. Numero 7, Serena Mancino, 23 anni, 1,68 m dell'Acquario, arriva da Mestre. Buona continuazione e in bocca al lupo per dopo, grazie! Numero 8, Sara Pasqualinotto, 26 anni, 1,68 m della Bilancia, arriva da Oderzo. In bocca al lupo Sara e ci vediamo più avanti, tanto qui dietro abbiamo visto i tuoi disegni. Grazie mille. Grazie a te, buona continuazione. Numero 9, Sara Merlo, 18 anni, 1,68 m dell'Acquario, arriva da San Polo di Piave, Treviso. Grazie, complimenti e buona continuazione. Ciao. Numero 10, Alessia Semenzato, 20 anni, 1,70 m del Sagittario, arriva da Mestre.
ci vediamo più tardi e ti scopriremo anche nelle altre due votazioni. Numero 11 Nicole Renosto, 14 anni, 1,71 m, dello Scorpione, arriva da Roccade Treviso. Grazie Nicole, ci vediamo più tardi, buona continuazione. Numero 12 Benedetta Tomasin, 16 anni, 1,71 m, del Sagittario, arriva da Mareno di Chiave, Treviso. Grazie mille, buona continuazione. Ciao! Numero 13 Irene Cappelletti, 17 anni, 1,72 m, dell'Ariete, arriva da Vicenza. Grazie mille Irene e in bocca al lupo per questa serata. Numero 14 Cosmina Solomon, 18 anni, 1,75 m, del segno dei Gemelli, arriva da Ormelle, Treviso. Buona continuazione, a più tardi. Numero 15 Eleonora Castignaro, 20 anni, 1,76 m, della Vergine, arriva da San Rigo, Vicenza. Grazie Eleonora, devo dire che toccano queste ragazze che comunque hanno passato tutti questi mesi a casa e poi uscire così allo scoperto, esporre anche i propri sentimenti, insomma, io sono orgogliosa, mi fa piacere che si esprimano come sono poi loro stesse e anche i sentimenti che comunque tutti abbiamo vissuto, quindi è bello adesso sorridere e andare avanti. Eccoci, scusate ma ci voleva un attimo un piccolo pensiero di quello che è stato e speriamo non si ripeta più. Numero 16 Alessia Gaiani, 17 anni, 1,77 m, del Pesci, arriva da Padova. In bocca al lupo. Grazie. E ci vediamo più tardi. Certo. Grazie, ciao. Numero 17 Nicoletta Donoaga, 21 anni, 1,78 m, dello Scorpione, arriva da Bassano.
Perfetto, grazie Nicoletta. Balli, canti, reciti? No. Come no? Ci hai pensato, quindi vuol dire che qui c'è un trucchetto. Loro non vogliono dirmi cosa fanno perché poi io le faccio esibire sul palco. Quindi cosa fai? No, ho fatto per 9 anni ginnastica artistica. Ah, ok. Al momento diciamo che sono ferma, mi piace andare in palestra. Bene, allora continuo ad andare in palestra, buona continuazione, ci vediamo più tardi. Grazie Nicoletta, in bocca al lupo. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito la prima manche, 17, sono tantissime, ne abbiamo lasciate a casa anche un po' perché eravamo quasi arrivati al doppio, comunque ne abbiamo tenute 17. Siete pronti per la seconda sfida? E siamo pronti, avvicinatevi gente, perché iniziamo con la seconda manche di votazione, cioè quella del portamento. Vedremo le nostre bellissime ragazze sfilare con la moda diamante, una piccola chicca rosa nel centro storico di Caorle. Deborah è sempre attenta a proporvi le ultime tendenze con i brand del momento, dagli outfit unici ed esclusivi. Tutte le collezioni di questa sfilata di diamante di Grando Gioielli a conduzione familiare, che ben dal 1950 si impegna con passione e dedizione ad offrire sempre gioielli unici e raffinati. Giurati, i numeri delle ragazze li vedete qui sul maxi schermo. Ci siamo? Pronti a ripartire? Non vi sento! Più forte! Andiamo, moda diamante e Grando Gioielli!
Grazie a voi pubblico che siete ancora qui, ben arrivato anche Fabiano. La pioggia non ci sconfigge, è stata una serata particolare. Ha piovuto sulle nostre 10 candeline, grazie Marta, ma noi siamo qui. Io farei davvero, ragazzi, grazie alla giuria che ha votato in una condizione poco consona e semplice, ma siete stati grandiosi. Johannes, era bellissimo, un'emozione unica, ma chi è che ha mai fatto un concorso di Miss quest'anno col Covid sotto la pioggia? Ma sono noi di Miss Venice, grazie! Allora io vorrei fare un calorosissimo applauso ai nostri ballerini che nonostante la pioggia adesso sta smettendo e comunque la moquette bagnata hanno rischiato prima ballando, perché comunque non è facile fare le prese, queste cose qui. Via il nostro pezzo da 90, Simone, Eleonora ed Elena. Ragazzi, prendete un altro applauso. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa serata, 17 le Miss in concorso, 5 di loro passeranno il turno. Io volevo di nuovo ringraziare tutti voi, il pubblico presente, ringraziare il comune di Caore, il nostro media partner, il Gazzettino, Campello Motors con Jeep, Grandi Gioielli, Diamante Abbigliamento, Ewa Sport and Spa, Pareus Resorts, Voi Sola Bikini, Promo Vetro, La Fornasotta di Gabriele Urban per la realizzazione di scettro e corona e Art Point Serena che ha realizzato le acconciature di questa serata. Suite La Mosella, abbiamo detto dove faremo la nostra finale, una finale davvero nuova, innovativa, nessuno mai l'ha fatta. Si tratta di un reality show, un talent show, 4 giornate ospiti nella bellissima location di Sottomarina, proprio all'Hotel della Mosella e la Darsena della Mosella. Insegneremo a queste ragazze il percorso, le basi per andare poi a lavorare nel mondo della moda, quindi con dei professionisti e dei giurati tecnici per quel che riguarda il portamento, la moda, la presenza scenica, la presentazione, un po' di edizioni, insomma faremo tantissimi corsi in questi 4 giorni, quindi un po' come una scuola di amici vista però nel mondo della moda. Per me e per tutto il mio staff è davvero una grande sfida e sono sicura che sarà un successo, insomma ci conto, ci spero e spero poi anche nel sostegno di tutti voi, di tutto il pubblico. Chiamiamo le nostre 17 Miss in gara, l'ultima volta che faranno questa passerella questa sera, perché poi 5 di loro voleranno in finale e per loro, oltre ai premi omaggiati dai nostri partner, appunto la scuola di Miss Venice Beach a settembre. C'è una sorpresa per me, prima, aspetta, grazie, che bello! Da parte, parla pure nel microfono. Iwa, avete gelato? Vai. da parte di tutto lo staff Iwa. Per te. Ecco, io sai che mi trasferisco lì da voi, perché ho avuto la possibilità, avete È l'invito visto, ufficiale per il ecco, trasferimento. avete visto dietro il video abbiamo realizzato un piccolo slideshow con le ragazze del concorso come inaugurazione del vostro centro, in cui auguro davvero tanta fortuna, e io mi trasferisco di lì da loro perché è bellissimo. Ecco, ho fatto le vacanze per il prossimo anno tra voi e Pareus, sono a posto. Lo apro, dopo devo aprirlo subito. Apro subito, do un'occhiata. Allora, aspetta che tiro fuori. Adoro le buste. Cara Elisa, abbiamo pensato di farti vivere un'esperienza unica regalandoti una giornata di relax nelle nostre aree beauty e benessere. Grazie ragazze, grazie a tutti, grazie Mira. Mi serve, vengo già domani? Posso venire già domani? Grazie mille. Allora, pronti ragazzi con l'applauso?
palco anche tutta la giuria di questa sera, quindi a iniziare da Riccardo Barbaro, assessore del comune di Caorle, al bilancio, all'istruzione. Riccardo, hai un sacco di assessorati, ecco, è il nostro uomo, io lo voglio chiamare l'uomo delle miss, il nostro pezzo da 90, Riccardo. Buonasera a tutti, tanto un saluto caro ai miei concittadini e ai gentili ospiti, un benvenuto nella nostra splendida Caorle. La serata è andata come è andata, siamo super forti, Caorle è vincente. Anche se ha piovuto, guarda Ma ci siamo, noi ci siamo sempre, non abbiamo paura di niente. Non abbiamo paura di niente. E anche quest'anno, con tutte le problematiche dell'emergenza del Covid-19, con tutte le restrizioni del Covid-19, devi sapere che appena c'è stata la fine del lockdown e c'è stato un minimo di prospettiva dell'estate, di una manifestazione, lei è stata la prima a chiamare. Ha detto: io voglio fare Miss Venice a Caorle, assolutamente. Ovviamente noi abbiamo ormai da anni confermato questa manifestazione nel programma turistico di Caorle, quindi ci mancava anche che noi non potessimo festeggiare con te i 10 anni di Miss. Voglio sapere che lei ha questo potere di rendere queste ragazze in un momento così, perché per loro comunque passeggiare su una passerella così importante è qualcosa di speciale, e lei ha forse la sensibilità ma anche la voglia di renderle in qualche modo speciali, esatto, però speciali. Io non posso che ringraziare voi ragazzi per essere qua a Caorle e vi auguro tutto il bene di questo mondo, dei vostri sogni siano realizzati, che Caorle sia un buon auspicio, un bocca al lupo veramente sincero. Grazie a tutti. Grazie Riccardo, io voglio ringraziare anche il sindaco e l'assessore al turismo Alessandro Zusso, insomma, che ci hanno sempre sostenuto e sono sempre pronti ad accogliere le mie idee e il nostro progetto, insomma un format molto particolare che viaggia su tutte le località balneari della nostra bellissima costiera adriatica, e insomma per me è un onore essere ancora qui dopo 10 anni, davvero, ho detto prima e non è uno scherzo, oggi sono un po' così perché sono emozionata, forse di più delle ragazze, che non è facile, però sono emozionata, quindi dai, spostiamoci che è il loro momento. Riccardo, chiamerei sul palco anche Johannes Palla. Johannes, vediamo dove vieni Johannes e poi presentiamo un po' tutti i giurati. Sei già arrivato con la fascia? Ah no, vieni, tienila pure in mano, vieni che salutiamo il pubblico, vieni dai, tienila in mano. È un onore insomma per me avere... No, perché pensavo che fosse per me. Poi se vuoi te ne faccio una anche per te, Miss Pareus Resort. Perché se appena apri facciamo mister. Però ti voglio in passerella a sfilare. Ma io farei mister sempre la stessa. Va bene. Johannes, allora vieni, prendi il microfono. Anche la tua è una bella impresa, quella che stai realizzando qui a Caorle, tra Porto Santa Margherita e Duna Verde, quindi nel Lido Altanea. Sta realizzando un resort da 1001 notte per il lusso. Ci siamo quasi, come procede? Molto bene, siamo alle tempistiche giuste, pensiamo di aprire l'anno prossimo proprio per la nuova stagione e offriamo appartamenti nuovi con servizi extra e date uno sguardo, una cosa tutta nuova, bella. Pareusresorts.it, certo. Se non erro, quindi ci sono tantissime opportunità di vacanza. La vostra mi è piaciuto perché sono andata poi a guardare anche queste residenze, no? La vostra casa vacanze di fronte al mare, ma si è davvero di fronte al mare, perché si apre la porta e si è sulla spiaggia. È vero, non c'è neanche la strada in mezzo. Non c'è neanche la strada in mezzo, si è pronti col piede uno sulla sabbia e uno sul bagnasciuga per entrare nell'acqua. Quindi davvero andate a visitare il sito pareusresort.it, c'era lo stand, avete potuto prendere dei Defian e tutte le informazioni del genere, comunque siamo sempre qui a vostra disposizione. Grazie mille cara. Grazie Complimenti anche a te. Grazie mille. Stai pure qui che io chiamerei adesso anche Mirica, vediamo se è già sul palco o meno. Mirica Tufonic, responsabile del centro Ewa Sport and Spa. Mirica, ci sei? Vediamo, eccola, una bellissima miss, anche lei, vieni miss. Ti chiamo miss perché potresti farlo anche tu, Mirica. Anche la tua una bellissima sfida, quella di aprire questo centro nel cuore di Portogruaro. Abbiamo detto un centro che
si dedica non solo al relax e al benessere, ma anche un lato sportivo e psicofisico, giusto? Cosa succederà all'interno di quest'area? Tante belle cose, quindi Sei da scoprire. Ecco, Milica è sempre, è proprio lei, è silenziosa, è tutto un regalo da scoprire. Dillo che sei anche istruttrice, se non erro, di Taekwondo, perché tutto il vostro sogno è partito proprio da realizzare questa palestra per il Taekwondo Di arte marziale tradizionale, sì. Ecco, quindi per i bambini, per le famiglie, per chiunque voglia aderire e avvicinarsi a questa disciplina. E poi è nato un centro benessere. Assolutamente sì. È arrivata anche la busta? Ecco, bene, allora anche lì EIWA Sport and Spa, andate sul sito e andate a curiosare, insomma aprirà a settembre se non erro, quindi andate subito a prenotare, magari dite che siete stati qui proprio a Miss Venice Beach e vi tratteranno sicuramente con i fiocchi. Assolutamente sì, vi Bene. aspettiamo. Grazie Milica, allora siamo tutti qui, il gazzettino scrive, io ho ricevuto la busta, quindi la quinta posizione. Siete pronti? Facciamo un rullo di tamburi? Un po' di Toto Miss? Vieni Selma, prendo il microfono. Allora facciamo premiare la quinta classificata. Riccardo, vieni, premia tu Miss Coraia con Selma. Si aggiudica i prodotti Coraia, una cesta dell'ortomercato di Chioggia con tutti i nostri prodotti del territorio, una borsa mare Pareus Resort e conquista un massaggio Total Body nel centro benessere di EIWA. Con 100 punti passa il turno la numero 16, Alessia Gaiani. Posizione, siamo saliti di un punto solo, premio alla nostra Miss Irene Meneghini, la nostra Miss Social che ha fatto tutte le dirette fino adesso. Adesso chi le fa le dirette, Irene? Federica Drius. Ah, l'assistente allora. Ah, bene, al braccio destro. Premia per la fascia, un onore per me, Campello Motors, insomma un nome, una garanzia nel mondo dei motori e delle automobili. Quindi diventa Miss Campello Motors, la quarta classificata con 101 punti. Premia la presidente dell'Associazione Culturale Olimpia, organizzatrice della serata, la signora Divari. Prego, eccoci qua, la fascia. Rullo di tamburi, non sento rullo di tamburi, Flavio? No. Numero 10, Alessia Semenzato! Ma ragazzi, davvero un punto ogni volta in più, le avete fatte proprio a scalina, eh? Giovanni, tocca a te premiare con la nostra Miss Leonardo Gioielli, Alessia Peron, vieni Alessia avanti, il rullo di tamburi, quindi 102 punti per lei. Vince anche lei i prodotti Coraia, la cesta dell'ortomercato di Chioggia, la borsa Mare Pareus e viene premiata
con un'esperienza sensoriale nel centro benessere EWA. Cioè, solo dicendo un'esperienza sensoriale già mi rilasso, non vedo l'ora di andare a godermi il mio soggiorno relax. 102 punti, passa il turno con la fascia di Miss Pareus, la numero 3, Elena Pamio! La fascia, qui saliamo di altri punti, 106 punti, premia la nostra Miss Consorzio Sicilia Italiano Giada Venturini per la seconda classificata Miss EWA Sport and Spa con Milika Pufonic. Rullo di tamburi, passa il turno a numero 11, Nicole Renosto. Saliamo davvero sul podio più alto, la prima classificata, ma vorrei fare un po' di Toto Miss con voi, un rullo di tamburi leggero leggero. Miss, mia cara Miss, chi passerà il turno in questa serata? Pubblico, secondo voi chi vince la fascia di Miss Diamante Boutique? Numero? Tutte 5 1 13 di qua, date un numero in fondo, il 5, il numero 15, là in fondo dicono il 15, in fondo di qua vi vedo poco perché ho questa luce, alzate le mani, cosa dicono i baldi giovani, il 13? Beh, abbiamo un 5, un 13, un 15, un numero 1, la numero che passa è solo una, Giulia, vieni qua in centro perché dovrai mettere la corona a questa nostra nuova Miss. Per il momento consegnare lo scettro realizzato in vetro da Gabriele, perché poi solo la finalista se lo porterà a casa. Il tuo l'hai già messo in scorta, l'hai nascosto, avevi paura che ti portassi un via il tuo fino all'ultimo. Voglio ringraziare i due fotografi di questa serata, Cristian Pizzi e Manuele De Marco. Com'è andata, ragazzi? Bene? Quante foto avete fatto? Flavio, aspetta un attimo, perfetto, ok, respiriamo. Quante foto avete fatto? Tantissime. Un centinaio, 200, 300, no. Chi offre di più? 3.000. 3.000? Ammazza, dovete sceglierne una, ragazzi, dovete darla per domenica, perché poi sul nostro profilo social di Facebook metteremo le due foto e poi tutto il pubblico dovrà votare lo scatto migliore che rappresenterà al meglio questa serata. Vorrei ringraziare di nuovo anche Paolo Stramari, il vincitore, il nostro fotografo ufficiale di questa edizione, e da qualche parte so che c'è anche un altro fotografo, Fabio Gottardo, un vincitore dell'edizione 2017, se non erro. Dov'è Fabio? No, eccolo lì dietro, è venuto a scattare anche lui. Mi fa piacere perché il bello di Miss Venice è che siamo sempre noi, la gente ritorna, ci ama, ci vuole, e questo per me è un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Vabbè, abbiamo finito? Abbiamo finito? Manca qualcosa? Chi vince? Ah, chi vince? Deborah, vieni sul palco.
Siete tutti pronti dietro alle quinte? Siete tutti pronti con la pioggia di coriandoli? Con 110 punti vince la fascia di prima classificata moda diamante per la tappa di Caorle, 10ª edizione di Miss Venice Beach, la numero 13 Irene Cappelletti. Finale a Sottomarina all'Hotel Suite La Mosella. Me la cavo, dai. Bene, allora vogliamo vedere in questa settimana una bella ricetta mentre utilizzi tutti questi prodotti. Certo. Va bene? Ottimo. Grazie ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con noi nonostante la pioggia, nonostante il Covid, nonostante tutto. È stata una bellissima serata. Vi do appuntamento su GD Ferro Team per vedere le nostre riprese. Settimana prossima, il 24 di luglio, siamo a Jesolo in piazza Manzoni con altre bellissime 20 concorrenti. Ringrazio di nuovo il Comune di Caorle, il Gazzettino, Campello Motors, Grande Gioielli, Diamante Abbigliamento, Equa Sport & Spa, Pareus Resort, Voi Sola Bikini, Promo Vetro, La Fornasotta di Gabriele Urban, Airpoint Serena, Hotel Suite La Mosella, per il food, i buoni del Mare Coraia, Consorzio Sicilio Italiano e Unicarve, Latteria Soligo, i tesori unici, Ortomercato di Chioggia, IGP Radicchio, Caffè TV24. Le nostre puntate andranno in onda ogni settimana sul canale 95 del digitale terrestre e in streaming su caffè tv24.it. GD Ferro Team, Best Magazine, You Style. Grazie!